Mettetevi. Allora, vediamo se i microfoni. Perfetto. Beh, il video ha anticipato con elementi simbolici chiari. Il nero, Shining, ci riporta un po' a uno dei temi che tutto sommato dobbiamo affrontare, quindi non è stato messo a caso, cioè la trasformazione, no, dell'uomo che da scrittore e padre di famiglia, per riassumere la storia qualora qualcuno non l'avesse visto, lo scrittore e padre di famiglia che rapito dalle proprie angosce, dalla propria incapacità, diventa un mostro e si trasforma in un omicida. La paura è un argomento di grandissima attualità e penso che molto opportunamente sia stato scelto come tema di incontro con ospiti che ciascuno per la propria parte, sia in quanto esseri umani, ma soprattutto per i ruoli e per le attività che svolgono, ne possono rappresentare diverse sfumature. Con loro ovviamente cercheremo di ricordare le loro esperienze personali, utili a noi tutti, e trarne alcune considerazioni, alcuni consigli che possono essere patrimonio per l'attività e per la vita di tutti noi. Un piccolo prologo, perché una piccola spiega, perché il tema in un qualche modo non solo lo consente, ma lo indica, perché la paura è un tema così ampio, così declinabile in tanti modi, che ovviamente non può essere trattato in un'assemblea, in un incontro del genere, in tutte le sue sfumature. Noi parleremo per lo più, oltre che delle esperienze dei nostri ospiti, di quella particolare attitudine che consente a noi tutti, attraverso la paura, di sfruttare momenti di conoscenza più approfondita, momenti di consapevolezza, soprattutto possibilmente condivisa. La paura è, come l'intelligenza, un'esperienza tutto sommato collettiva. Possiamo dire che è una sintesi culturale del nostro rapporto con la natura e del rapporto tra uomini, e in genere la paura, per quanto possa isolare ciascuno di noi, è qualcosa che appartiene a tutti noi e che vale la pena noi si possa condividere per apprendere cose nuove. Se ricordiamo l'inizio della Divina Commedia, no? Il poeta ci dice che ha paura nella selva oscura, e che la speranza, lasciate ogni speranza voi che entrate. Dante nel suo viaggio nella Divina Commedia avrà paura qualcosa come 20-30 volte, sviene, eccetera, eccetera. Questo perché è proprio la paura un elemento di grande stimolo per l'apprendimento, per la conoscenza e soprattutto per fortificare meccanismi di difesa e di reazione, e questo cercheremo insomma di perlustrare. Partendo da Ghedina, a cui adesso do il microfono, e partendo subito dalle proprie singole esperienze personali, vi chiedo, non c'è nulla di preparato, quindi gli ospiti sono ben consapevoli di affrontare, come dire, siamo in discesa libera, per usare una metafora che può tornare comoda. La prima cosa che Cristian Ghedina può dire della paura. Beh, intanto buongiorno a tutti, mi presento, sono Cristian Ghedina, io sono di Cortina, ho fatto della paura diciamo, la mia vita, perché ho scelto di fare una specialità dove ho sempre avuto una passione, un amore frenetico verso tutto quello che provocava emozione, adrenalina, rischio, pericolo, e di conseguenza, vivendo a Cortina, in montagna, ci sia tutti quanti, ho portato avanti questo sport fantastico, prediligendo la discesa libera, dove quella che è poi dopo la specialità più estrema dello sci alpino. E lì insomma di paura ce n'è diversa.
si arriva a delle velocità fino a 150 km all'ora, però a me questo mi ha sempre affascinato perché proprio mi piaceva il rischio e ne ho fatta un po' la mia vita. Sono stato fortunato anche perché bisogna considerare che purtroppo nello sport, in quello che io ho fatto, c'è un alto tasso di rischio di farsi male e di finire prematuramente la propria carriera. E quando sei giovane tu non sei consapevole del fatto che diventerai un campione, tu ci provi, ti impegni e cerchi di raggiungere i vertici. Io con sacrificio, costanza, dedizione, allenamento, che secondo me questa è la cosa più importante, e cogliere ogni lato di tutto quello che facevo della vita sportiva, ogni esperienza ti rafforza, sia quelle positive che negative, per cercare di farne bagaglio e andare sempre più avanti, sempre più forte. Quindi ho avuto la fortuna di riuscire a scalare i vertici senza poi dopo, purtroppo non ho dei lati negativi, che io delle cose che ce le ho ancora, diciamo, attaccate qua, che purtroppo non ho mai vinto una medaglia olimpica pur avendo fatto 5 Olimpiadi. Ho vinto diverse gare di Coppa del Mondo, ma sono soddisfatto di quello che ho fatto, mi ritengo un fortunato, però io insomma mi sono buttato. Secondo me quello che posso dire, il mio consiglio, che bisogna provare, bisogna rischiare, perché senza provare, senza rischiare, nella vita penso che se uno vuole raggiungere degli obiettivi non si arrivi da nessuna parte. Molto bene, adesso poi approfondiremo alcuni temi, che ci sono alcuni punti che hai saggiamente citato, forse involontariamente, ma naturalmente, voglio dire. Trabucchi è un esperto, come dire, di paura per certi versi, cioè quantomeno nell'affrontare in modo scientifico quella che può essere una situazione che possiamo definire di paura. È noto per alcune dinamiche di resistenza, cioè di resilienza, però faccio dire a te meglio la tua sintesi della tua esperienza, della tua paura. Sì, buongiorno a tutti e grazie di avermi invitato qui. Sì, io prima di tutto mi presento come persona che è interessata da un punto di vista scientifico alla prestazione, allo sport. Lavoro all'Università di Verona, mi occupo molto di ricerca e poi sono anche uno psicologo di campo, nel senso che lavoro con gli atleti proprio sul campo, con i loro tecnici, per ottimizzare le loro prestazioni, no? Mi sono sempre occupato sostanzialmente di sport di resistenza, quindi ho lavorato con la nazionale di triathlon, con la nazionale di sci di fondo fino alle Olimpiadi di Torino. Poi raccontavo a Christian che a volte si esce dallo staff tecnico delle nazionali per problemi che non sono di risultati conseguiti. Forse questo a una platea di manager è già molto chiaro, ma perché ci sono problemi di tipo di politica sportiva, no? Cambiano le cordate all'interno delle federazioni, quindi si esce fuori. E oggi lavoro con le nazionali di ultramaratona, che sono questi personaggi apparentemente un po' matti, che fanno, diciamo, della resistenza anche mentale la loro bandiera, no? E sono anche molto interessanti da studiare da un punto di vista scientifico. Credo che il loro cervello abbia delle somiglianze molto forti con il cervello degli imprenditori e dei manager. E poi vabbè, mi diletto per una passione, io in fondo sono diventato psicologo mosso da questa passione, mi confronto un po', mi è capitato di partecipare a spedizioni alpinistiche per una decina di anni. Oggi mi piace fare delle spedizioni, spero di poter continuare ancora qualche anno, andare nei luoghi freddi della Terra, specialmente nell'Artico, perché così mi metto anche con altre persone in situazioni di grande stress e vedo se le cose che abbiamo, e le metodologie che abbiamo elaborato funzionano. Una battuta sulla paura, io credo che la paura abbia un'utilità straordinaria. Se noi oggi siamo sopravvissuti, siamo qua come specie, è perché
in qualche modo le emozioni servono, no? Cioè, gli scienziati dicono che sono dei sistemi di decisione rapida, cioè io spesso faccio questo esempio: se l'uomo fosse nato senza, l'uomo primitivo fosse stato incapace di provare emozioni, si trovava il leone davanti e avesse dovuto pensare razionalmente a cosa fare, no? Cioè adesso scappo a destra, scappo a sinistra, cerco l'albero dove nascondermi. A questo punto qua non c'era nessuno, eravamo già tutti estinti, no? Quindi nelle parti più arcaiche, più profonde del nostro cervello ci sono delle strutture che quando riconoscono un pericolo si mettono in azione e producono anche dei cambiamenti fisici. La paura produce dei cambiamenti ormonali, cambia l'assetto ormonale in un istante del corpo, per cui noi abbiamo un'accelerazione del metabolismo e siamo in grado di lottare o fuggire al massimo delle probabilità di sopravvivenza. Il problema oggi è che i leoni non ci sono più, almeno qua a Treviso mi risulta che siano molto rari, e nella gran parte del mondo occidentale e in mondo industriale non esistono più pericoli, minacce concrete e minacce di quel tipo. Le minacce ci sono sempre, però sono diventate minacce molto meno fisiche, no? Sono delle paure più sottili, immateriali. La paura che l'azienda chiuda, che la borsa crolli, che lunedì ci troviamo chissà chi al governo, no? Cioè, sono queste le paure, e sono delle paure che ovviamente l'evoluzione non ha, diciamo, non aveva previsto che noi dovessimo gestire stressor di questo tipo, perché sono stressor che sono apparsi negli ultimi 5.000 anni, che viviamo in una società sempre più ampia, no? Prima vivevamo in piccoli nuclei dispersi sul territorio. Allora credo che il problema appunto sia quello di capire che le soluzioni standard, cioè che standard nel senso che abbiamo usato per milioni di anni per reagire alla paura, non funzionano più. Non solo non funzionano più, ma sono anche dannose. Prima raccontavo a Giovanni un esempio che a me piace molto, che è quello dell'insonnia, no? Cioè, oggi tanta gente nella vostra categoria, presumo, ogni tanto capita anche a me, di non dormire per le preoccupazioni del futuro, no? Dice, ma domani che cosa sarà il lavoro, ce l'avrò ancora, tutte queste cose. E non serve un bel tubo di niente, cioè questo tipo di risposta, però questa risposta una volta era utilissima, cioè noi ce la siamo conservata perché se qua a Treviso 50.000 anni fa c'erano due uomini primitivi, no? A e B, nella caverna, e questi qua sentivano fuori diciamo, dall'androne della caverna dei frusci, A diceva, ma chi se ne frega, io mi addormento, ci dormo sopra, e B invece era quello che stava a vegliare. Guardate che noi abbiamo i geni di B. A si è estinto, perché magari era il leone, magari erano i cannibali della porta accanto, insomma tutte queste cose qua, no? Ecco, oggi questa cosa invece non solo non ci aiuta, perché sono cambiati gli stressor, non c'è più il cannibale da cui difendersi, ma c'è qualcos'altro. E quindi non dormire la notte, tra l'altro, accelera le condizioni, come dire, di stress. E quindi dobbiamo secondo me, imparare a nuotare nell'incertezza, cioè dobbiamo veramente cambiare la pretesa e l'aspettativa che vivremo in una situazione chiara, definibile come era fino a 5.000-10.000 anni fa. Oggi dobbiamo avere strumenti nuovi per affrontare l'incertezza. Eh sì, e il tema ci porta, come vedete l'argomento naturalmente ci porta, no, ad affrontare tutti i percorsi, è tipico. A proposito di velocità, come dire, di tempi di reazione, il comandante Vivolo certamente non, come dire, è un esperto, ha fatto di questo, della sua preparazione, della sua funzione, diciamo possiamo dire un mestiere di fatto, certamente una qualifica, no? Qualche nota sulla paura e una descrizione della sua attività, che non è poi così comune, no? Così consueta. Sì, io intanto do il buongiorno a tutti e mi presento un piccolo background. Sono entrato in aeronautica nel 95, ho frequentato l'accademia, poi dopo la laurea è cominciata la vera e propria carriera da pilota, quindi ho frequentato la scuola di volo negli Stati Uniti e poi qui in Italia
dove sono stato assegnato al velivolo MX, che è un caccia bombardiere ricognitore, quindi un velivolo a getto estremamente manovrabile, veloce, con il quale voliamo in bassissima quota, ad alta quota, quindi con il quale ci siamo addestrati ovviamente ad impiegare anche in situazioni di crisi. Il mio rapporto con la paura, per essere onesto, io la sto provando adesso, no? Nel senso essere qui a parlare di fronte a questa platea, no, però una battuta per esprimere un concetto che effettivamente io credo sia molto pregno di significato, c'è la paura dell'ignoto e del nuovo. Per me non è una cosa di tutti i giorni, no? Parlare di fronte in un convegno di fronte a una platea del genere. Mi trovo molto più a mio agio magari a volare a bassissima quota e altissima velocità, no? Come magari ecco, Christian si trova su una nera. E nel mio background io ho fatto anche l'istruttore di volo, quindi c'è stato un lungo periodo, 5 anni, in cui sedevo dietro all'aeroplano, avevo i comandi a disposizione, ma di fatto ovviamente l'aeroplano, la macchina veniva pilotata dal pilota del front seat, come lo chiamiamo noi. E le mie paure più grandi sono legate a quel periodo lì, dove in effetti non ero io in controllo della macchina. E quindi ecco, mi sono dovuto abituare nel corso degli anni a queste due paure, no? Quindi la paura di non poter gestire o controllare direttamente non solo la macchina, ma unendo le due cose la paura di non poter gestire e controllare magari in maniera diretta una situazione nuova, perché noi in aeronautica è un po' particolare perché il comandante è fino alla maturità, il comandante ha i comandi, nel vero senso della parola, del proprio aeroplano, quindi io ho imparato a gestire estremamente bene le mie paure personali, ma di fatto io oltre a comandare il mio aeroplano comando anche uomini, sono responsabile degli altri piloti che volano con me. E su di loro ho un controllo ovviamente diverso, no? Le mie paure sono legate a quelle, al controllo dove non riesco ad avere controllo in maniera diretta di situazioni nuove, perché ovviamente l'ambiente del volo è un ambiente molto dinamico, per cui noi ci sforziamo, per fare una battuta, di pianificare l'imprevisto, no? E quindi di essere pronti di fronte all'imprevisto, ma spesso l'imprevisto che ti attende dietro l'angolo è qualcosa di veramente nuovo. Facciamo ricorso ovviamente ai nostri studi, alla nostra preparazione, al nostro addestramento e alla nostra esperienza per inventare anche a volte soluzioni nuove nel momento giusto, e quindi poter scegliere. A volte non si ha mai a disposizione la scelta giusta, quello che possiamo fare è però la scelta migliore. Ottimo, e grazie. Siamo passati quindi intanto stiamo perlustrando i 3 elementi fondamentali, perché anche se non dichiarato, loro sono, mi riferisco a Christian e a Trabucchi, sono l'espressione della terra, abbiamo l'espressione dell'aria, e dall'aria passiamo all'acqua e al fuoco, così abbiamo chiuso, come dire, no, la composizione degli elementi della natura. Ecco la sintesi, come vedete, culturale del rapporto con la natura. Il comandante Micele, lo collego subito a un ragionamento che ci interessa molto, perché come appena accennato dal comandante Vivolo, è il controllo degli uomini, e nel caso specifico, come esperienza diretta, penso che sia il controllo anche di una paura collettiva, perché il vigile del fuoco effettivamente, dal nido di vespe all'acqua eccetera, si chiamano sempre i vigili del fuoco, però lascio a lei. Sì, grazie direttore. Sì, in effetti io rappresento diversi elementi che ormai, diciamo, il fuoco non è l'unico, sì, nostro nemico, ma forse come gli eventi dimostrano, eventi recenti dimostrano, anche l'acqua forse ci impegna a me più del fuoco. Ecco, ringrazio Federmanager per questo invito che ho colto volentieri, perché il tema della paura è strettamente connesso, no? con il tema del rischio,
e con il tema della valutazione dei rischi, e i Vigili del Fuoco continuamente, costantemente, quotidianamente si confrontano con la valutazione dei rischi, siano essi rischi effettivi, in interventi che ormai sono i più diversificati, no? Lei faceva accenno al nido di vespe, ma magari fossero sempre nidi di vespe o gattini da salvare sull'albero. In realtà oggi il soccorso e quindi anche la nostra preparazione si è fortemente specializzata. E quindi rischio NBCR, Urban Search and Rescue, e tante altre specializzazioni che dobbiamo avere per poter affrontare al meglio il nostro lavoro. Dirigo il comando di Treviso da qualche settimana, pur essendo il mio un ritorno, piacevole ritorno, ed è un'azienda di 300-320 uomini che fanno un messiere particolare, ecco, con tutto il rispetto, diciamo, di chi fa un mestiere, diciamo, dietro la scrivania, e per molti versi anch'io lo faccio, pur essendo operativo a tutti gli effetti. Diciamo, gli uomini del comando di Treviso, come tutti quelli del Corpo Nazionale, fanno un mestiere che comporta un certo rischio, e io devo dire, sono consapevole di questo, e ho paura, ho timore di questo, no? Dicevo prima, in realtà io ho paura di quegli uomini che non hanno paura. Se intendiamo la paura come una paura sana, no? Una paura che in qualche modo ti obbliga ad avere consapevolezza dei rischi che tu vai ad affrontare, e io temo quei colleghi, quei vigili del fuoco che magari affrontano questi rischi in maniera sprovveduta, no? Dicevo, una volta nel mondo pompieristico, il vigile del fuoco, quello più bravo, quello che era considerato il più bravo, era quello che affrontava, no, le emergenze, gli incendi, con la maglietta e con un fazzoletto sulla bocca, no, per respirare meno fumo. Ecco, fortunatamente questi tempi sono cambiati, oggi si punta tanto sulla preparazione, sull'addestramento, sull'adozione di procedure operative, no? Che ti danno una linea nel poter intervenire, nel poter effettuare, no, la scelta migliore. Condivido molto quello che diceva il Maggiore prima. Noi ci troviamo spesso a dover, cioè il fattore tempo è determinante, e noi spesso ci troviamo a dover prendere la decisione in tempi rapidissimi. Voi dovete pensare al caposquadra dei Vigili del Fuoco che sulla base di una sirena, no, sta in caserma, il nostro è un lavoro d'attesa, sulla base di una sirena sale sul camion in 30 secondi, 1 minuto al massimo, sale sul camion e parte. E lì inizia, diciamo, ad acquisire quelle informazioni che gli dovranno essere utili per poter affrontare il rischio e poter affrontare nel modo migliore quell'intervento. Quindi lui, diciamo, sale sul camion per affrontare uno scenario che non conosce. Arriverà sul posto in qualche minuto si sarà fatto un'idea di quello che dovrà affrontare sulla base delle informazioni che gli sono state fornite, no, dalla sala operativa, e poi si trova a dover prendere la decisione in tempi rapidi. E ci sono occasioni, interventi in cui queste decisioni possono essere davvero determinanti. Non sempre abbiamo la possibilità, no, di prendere queste decisioni sulla base di, diciamo, una completezza di informazioni. Ecco, quindi davvero condivido, no, l'idea di fare la scelta migliore tante volte non è quella che diciamo, è il nostro modo di affrontare l'intervento. Ecco, dietro c'è preparazione, addestramento, procedure, esperienza, ed è questo il modo con cui cerchiamo di vincere la paura in senso positivo, cioè per
diciamo, in termini di consapevolezza del rischio che andiamo ad affrontare. Grazie, bene. Poi sarà compito di Cardone, abbiamo già ricchissimi spunti e collegamenti in relazione poi alla sintesi che farà del nostro dibattito, della nostra chiacchierata. Certamente allenamento strumenti è scelta più appropriata in rapporto alla conoscenza appunto delle tecniche, degli strumenti, sono già due elementi fondamentali, no? Che possono ridurre, che si avvicinano molto peraltro ai problemi e alle problematiche di ogni giorno. Peraltro la sicurezza barra la paura è sempre più un'attività di grande lucro, nel senso che ha delle prospettive interessanti anche di business. Ne parlavamo prima, una reazione naturale, non si pensa, però insomma nel Veneto tra Rovigo e Castelfranco c'è il 90% di business della paura al mondo, nel senso che i produttori di giostre della paura occupano una nicchia di mercato che è leader indiscussa in tutto il mondo. La gente fa la fila per andare sulle montagne russe, per prendere paura, è una dinamica di paura che avvicina, collega, partecipa, e quindi è un momento peraltro di estrema convivialità. Chi di voi non è stato a Luna Park in vita sua è bene che lo provi, no? Ed è un'attività in grandissima e forte crescita in tutto il mondo. Ci sono dei trend e dei fondi di investimento che, devo dire, stanno veramente sorridendo di questo, per dire quanto e come può essere declinato questo tema. E in riferimento a queste situazioni estreme, e prendendo lo spunto da un'esperienza personale, dove tutte queste cose in un attimo devono essere condensate, no? L'allenamento, gli strumenti, perché immagino che Zeno Colò non avesse propriamente le stesse attrezzature, voi siete anche testimonial di una ben nota casa leader nel segmento, immagino, quindi una volta gli scarponi, no, coi lacci, le pelli di foca, piuttosto che le prestazioni forse erano diverse, però so che tu ti sei trovato, è noto, in una data situazione con un quadrupede mammifero in mezzo alla pista, e in quel caso, no, è un mini riassunto, l'allenamento, gli strumenti che avevi in quel momento a disposizione, cioè tutto l'insieme l'hai dovuto gestire in un attimo, no? Ce lo puoi raccontare, perché è divertente, forse per noi, insomma. Sì, difatti queste sono le cose che magari io, come ho detto prima, ci si prepara per fare al meglio quello che si sta facendo, però chiaramente ci sono degli imprevisti, come capita a ognuno di noi, a tutti voi e anche a me, e questo qua è stato un imprevisto che poi è successo e non lo puoi considerare, perché è stata la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, che c'è più di 40 anni, che un animale entrasse in pista, perché sono tutte recintate, sono tutte diciamo, ci sono tutte le persone addette ai lavori che anche controllano che non entri nessuno in pista, e lì evidentemente questo capriolo, che era una parte scoperta del bosco, protetta da reti delimitatori, ci sono diversi tipi di rete, evidentemente questo capriolo è saltato in pista e io ero in gara, e poi dopo i direttori, i giudici che ci sono, erano con la radio e l'hanno visto e non sapevano, l'hanno visto che è stato fermo e non sapevano se fermarmi o no, perché poi fermarmi vuol dire ritornare in partenza, non avere più gli sci preparati, c'è una serie di cose che insomma ci sono, lo sport ormai è diventato business, c'è una cosa molto complicata, e allora devono prendersi anche loro, hanno le loro responsabilità. Di conseguenza hanno controllato e cercato di capire se questo capriolo stesse fermo, mentre io scendevo, quindi sono decisioni immediate, si sentivano per radio: cosa facciamo, lo fermiamo? No, sì, è fermo, sta fermo capriolo, no, va, perché se io poi dopo questo capriolo attraversa la pista mentre io sto passando e vado a sbatterci contro, poi lì viene fuori veramente, poi se mi succede qualcosa viene veramente fuori, vengono dei grossi problemi. Il capriolo alla fine sembrava che stesse fermo, invece mi hanno dato ok, lasciamo, man mano che io stesso mi stavo avvicinando al punto dove c'era il capriolo, hanno
lasciato andare avanti la gara, non mi hanno fermato con le bandiere gialle. Ci sono le bandiere gialle che tu quando la vedi sai che ti devi fermare perché c'è uno davanti a te è caduto o è successo qualcosa. Sei obbligato, non puoi scattare la bandiera gialla e continuare a scendere. E lì niente, io scendevo e nell'ultimo rettilineo mi sono trovato questo capriolo, però per fortuna per me questo capriolo, che al cospetto della gente che stava guardando all'arrivo, tutti si sono spaventati, questo capriolo ha attraversato la pista con una corsa normale senza fare scarti, e per me è stato un bene. Io mentre arrivavo a circa una velocità di 120-130 km all'ora l'ho potuto controllare, lo tenevo sotto controllo con la coda dell'occhio, guardando la mia traiettoria, la mia linea che dovevo affrontare per passare tra le due porte, la linea ideale per andare il più veloce possibile. Il capriolo fortunatamente è andato per la sua strada, gli sono passato a fianco a 4-5 metri e poi ho continuato, sono arrivato all'arrivo e è andato tutto bene. Però nel caso penso che lì le emozioni sono sensazioni nuove, diverse, che capitano, come si è detto prima, oltre alla fatica fisica e lo stress emotivo della competizione. Sicuramente mi saranno aumentati i battiti cardiaci, la mia tensione sarà aumentata, e lì niente, io sono stato fortunato che il capriolo è andato dritto. Però se il capriolo, penso che come voi magari possa, non so se a qualcuno di voi è mai successo di fare una strada di montagna e trovare un cervo o un capriolo, magari forse qualcuno gli sarà successo, o magari anche un pedone quando si arriva dietro una curva e non ci si immagina, anche dove non ci sono le strisce pedonali, che ci sia una persona ferma, quando ci sono quei momenti che tu non sai dove devi andare, se passi a destra, passi a sinistra, freno, ce la faccio a frenare. E queste sono delle cose che le vivi lì al momento, e purtroppo non sono razionali ma sono irrazionali, e devi decidere al momento. Lì io sono stato fortunato che il capriolo è passato ed è andato. Però se il capriolo me lo fossi trovato sulla linea e magari lui capiva che c'era qualcosa che stava arrivando, prendeva paura, mi guardava, si girava e magari faceva un paio di mosse, forse può essere che io lì avrei gentato il capriolo. Magari io penso di andare a destra, il capriolo prende paura, si sposta a destra anche lui, lì al momento decido a 120 all'ora, in strada vai molto veloce. Sono scelte veramente che devi affrontare lì al momento. Sono tutte cose che tu hai pensato mentre scendevi. Sì. Peraltro la prestazione com'è andata in termini di tempo? La gara non è andata bene. Poi dopo... Ma non era colpa del capriolo però? No, non era colpa del capriolo. Poi dopo a ragion veduta, magari perché tutti mi hanno detto visto che ero andato non era andato bene, sono arrivato 14esimo, potevi fermarti, perché io dicevo che potevo reclamare che avevo un ostacolo in pista e mi facevano ripartire, quindi la pista la provavo un'altra volta e facevo magari un risultato meglio. Però queste decisioni sono molto immediate. E non hai presentato reclamo? No, non ho presentato reclamo e niente, mi sono tenuto quella posizione là perché comunque non ha influito. Io sono stato onesto, obiettivo. Tanto di cappello, l'onestà intellettuale, no, è grazie. vero, scusa, diciamolo. Perché Peraltro pochi sanno che il capriolo era un fan che voleva vederti da vicino, per cui anzi voleva supportarti in un qualche... Però i maligni poi dopo in questa gara qua hanno detto che sono stati il mio fans club a buttarmi il capriolo in pista certo. per far parlare di me, perché non stavo attraversando un bel periodo della mia carriera, stavo facendo brutti risultati, quindi anche a questo qua poi dopo devi reagire, rispondere e dire... Però ha portato notorietà questa cosa, certamente. Sì, è qualcosa che non è mai successo. Ecco, in un sistema complesso, no, di relazione, di comunicazione, di organizzazione, abbiamo un caso in cui alla fine questo è una delle cose che si ricorda, spero non più delle tue medaglie, voglio dire, e delle tue prestazioni. Non hai risposto però, scusa, su un aspetto tecnico che mi interessava, perché tu hai descritto, in modo tale che poi questa cosa possiamo continuarla con gli altri, no? Hai descritto una situazione in cui giustamente tu ti trovi, perché noi abbiamo una sensazione di vissuto delle prestazioni, no, nella fattispecie di Ghedina, ma come di molti altri atleti, in cui lo vediamo da solo, come dire, di fronte alla sorte, no, eccetera, eccetera. In realtà
È importante vedere da questa parte, no, dello scenario, da un altro punto di vista, la consapevolezza che lui scende avendo già fiducia di uno staff attorno, già fiducia di un sistema che protegge, che controlla, già fiducia in strumenti che gli consentono di affrontare una prestazione come gli sci pronti, gli attacchi, gli scarponi, cose eccetera eccetera. Ecco, in tutti questi passaggi più o meno consapevoli, cioè parliamo dell'allenamento, perché l'allenamento poi è l'insieme di tutti questi pezzi, no? Di fatto. In questi momenti, questa complessa struttura, da allenatore, struttura, tecnica, eccetera, eccetera, quanto riescono a contribuire nel poter affrontare soltanto l'elemento di scelta, cioè non avere dubbi su tutto il contesto, essere sicuro, no, dello staff che ti circonda, degli strumenti che hai, oppure, che ne so, hai avuto dubbi sugli sci, la neve, gli scarponi, eccetera, quello quanto penalizza la tua prestazione? Ma chiaro che tu devi, io penso che devi avere fiducia, tu lavori insieme e poi dopo te la vai a creare anche tu la fiducia con chi lavora per te, perché se tu, diciamo, io sono da solo, c'è una struttura che lavora per te, come hai detto tu, tutti lavorano per te, lo ski man, l'allenatore, il preparatore atletico, chi organizza le gare, quindi tu devi avere fiducia di loro, però devi anche allo stesso tempo con lo ski man tu devi rapportarti, con l'allenatore devi rapportarti per cercare di trovare al meglio la tua linea per poter ottenere il risultato, perché se allo ski man gli dici o all'allenatore gli dici sì, lui ha tutti gli studi, ha la facoltà di capire, di poter decidere e farti un programma di allenamento, però sei tu anche che gli dai degli input per poter trovare meglio, perché magari c'è chi ha bisogno non so, a livello psicologico di essere bastonato, chi invece ha bisogno di essere accarezzato, c'è chi ha bisogno magari di più allenamento aerobico piuttosto che anaerobico, e quindi tu rapportandoti con l'allenatore cerchi di instaurare un rapporto che ti porti ad ottenere il risultato migliore, perché alla fine sono io che devo ottenere il risultato e di conseguenza tutti quanti, se io ottengo il risultato, ne guadagnano tutti. Perfetto, no? Molto, sembra banale, no? Ma in realtà è molto utile. Se su questo Trabucchi, che come dire, certamente è un esperto, hai fatto di questo una professione, soprattutto in condizioni estreme, perché lui affronta una situazione in cui si consuma in un minuto e mezzo, giusto? Tutto questo insieme, tutta questa, e quindi in velocità. Sì, quando vinci prendi medaglia anche meno, insomma l'obiettivo è renderlo il più veloce possibile, mentre invece lui è esattamente l'opposto. L'obiettivo è per certi versi affrontare la fatica più lunga, cioè resistere, andare oltre il limite di sopportazione e di capacità. In questo caso il lavoro sulla fiducia e il lavoro di allenamento gioca su leve simili, ma di fatto completamente diverse in termini di risorse, perché si gioca sulla capacità di recuperare la propria capacità di resistere, di recuperare forze probabilmente non consapevoli o non consce. Sì, direi che è così, cioè mi vengono in mente, adesso non so a che contesto facessi riferimento, però per esempio mi viene in mente così la situazione delle spedizioni, no? Dove c'è un gruppo di uomini che cerca di raggiungere un obiettivo estremamente sfidante, e magari questo comporta anche vivere nel raggiungimento dell'obiettivo situazioni di stress cronico molto, molto pesante, no? E è un buon laboratorio, cioè voglio dire, studiando queste situazioni si ha un'idea molto interessante di come noi funzioniamo sotto stress. Allora credo che innanzitutto il tema della fiducia è un tema straordinario, no? Cioè, e credo che si colleghi al tema anche della leadership, cioè nel senso che nelle spedizioni in qualche modo c'è fiducia reciproca tra i membri e c'è anche
una persona che, guardate che è paradossale, ma probabilmente ci sono anche può essere anche considerata una metafora del mondo delle organizzazioni, del mondo delle aziende, no? C'è una persona che viene insignita del ruolo di capospedizione e questa persona viene insignita di questo ruolo sulla base di competenze tecniche, cioè perché magari è lo scalatore più esperto, ma quando diventa capospedizione poi la persona in realtà è quella che ha meno probabilità di salire sulla montagna, no? Deve stare al campo base e diventa un gestore di uomini, no? E allora io credo che, per esempio, nella storia di queste spedizioni i più grandi esempi di leadership ad Harvard, per esempio, negli Stati Uniti, alla Business School, utilizzano la storia di un esploratore che è Shackleton come esempio massimo di capacità di leadership, no? Cioè vi racconto molto brevemente questa storia che a me è appassionato tantissimo. Tra l'altro ho avuto modo di verificare la verità e gli effetti della leadership perché ho in famiglia il caso contrario, cioè mia moglie, che è seduta là in fondo in sala, nel 2008 ha preso parte alla spedizione al Polo Sud con Mike Horn, che era l'esatto opposto di Shackleton. Si sono trovati nella stessa situazione con un tipo di leadership inadeguata e i risultati sono stati esattamente gli opposti, cioè stessa situazione, esito contrario. Cioè Shackleton, cosa è successo? È partito alla vigilia della prima guerra mondiale dall'Inghilterra per arrivare a attraversare il continente antartico. Non è riuscito, da un punto di vista sportivo è stato un fallimento, non è riuscito neanche ad arrivare ad attraccare sulle coste perché la nave si è incagliata a circa 100 km dalle coste, nella banchisa. Hanno resistito un inverno dentro la nave, chiusi dentro la nave. Siamo nel 1914, quindi pensate oggi le attrezzature e la tecnologia che c'è adesso, allora non sapevano in Inghilterra neanche che questi qua erano vivi, perché non c'erano i telefoni satellitari, non c'erano gli elicotteri, gli elicotteri oggi hanno bisogno di una nave d'appoggio perché non hanno abbastanza autonomia per arrivare a fare dei soccorsi. Comunque non c'erano neanche le basi e le navi d'appoggio. Tutti pensavano che fossero morti, hanno resistito un inverno dentro le navi. Poi la nave è stata squassata e affondata per la pressione dei ghiacci. Questi si sono ritrovati 28 uomini praticamente su uno strato di 1 metro di spessore di neve, di ghiaccio, e sotto c'era l'oceano. Allora è chiaro che la gente, altro che paura, perde qualsiasi speranza in quella situazione. Probabilmente con altri tipi di leadership la gente si sarebbe suicidata o si sarebbe lasciata morire o si sarebbe ammazzata a vicenda. Allora Shackleton per questo è ricordato come uno dei più grandi leader della storia, ha avuto la capacità di compattare i suoi uomini, di non fargli perdere la speranza. Intanto hanno salvato le scialuppe di salvataggio della nave, le hanno usate, le hanno trascinate lungo la banchisa fino alla costa. Quando è cominciato a riaffiorare il mare aperto, si sono saliti sopra, hanno fatto credo 200 km di navigazione a vista, sono finiti su un'isola, isola di terraferma, e lì sembrava finita anche lì, perché mangiavano pinguini, mangiavano le foche, quello che c'era, ma cioè, si prospettava un altro inverno. Lui è molto interessante perché faceva quello che diceva prima Christian, cioè il fatto di parlava tutti i giorni con gli uomini, a ognuno quello che era preoccupato per, che ne so, la moglie che magari aspettava un figlio, gli parlava, gli chiedeva notizie, anche se questo non poteva rispondergli perché non la vedeva più da 1 anno e mezzo, da 2 anni. A quell'altro gli parlava di qualche cos'altro che aveva a cuore, cioè teneva vive queste persone, no? Questa è la sua capacità di leadership, finché ha fatto una mossa disperata che però è andata a buon fine, cioè con una scialuppa e 5 uomini hanno attraversato l'oceano fino a raggiungere le isole della Georgia australe, che sono sotto praticamente la Capo Horn, no? In fondo all'America Latina, cioè navigando in condizioni su una scialuppa di salvataggio. Cioè, c'è stato un velista olimpico che ha tentato con le stesse condizioni, con una imbarcazione simile, di rifare la traversata, non c'è riuscito. E
E sono arrivati a quest'isola, c'erano dei balenieri e con i balenieri è riuscito a soccorrere i suoi uomini. Insomma, sono stati 3 anni da soli in Antartide e lui ha tenuto vivi 28 uomini e li ha riportati sani e salvi in piena prima guerra mondiale a casa. È ricordato come uno dei più grandi leader della storia e vengono studiate le sue tecniche, cioè le sue tecniche che erano istintive, ma come faceva a gestire, a mantenere la fiducia e la speranza accesa nelle persone. Ecco, quindi direi che le situazioni, cioè, dipendono molto da come noi le percepiamo, cioè ci sono eventi che uno direbbe non c'è niente da fare e magari ci capitano quotidianamente degli eventi molto più piccoli, cioè non di essere in mezzo all'oceano Antartico, separati dall'oceano da 1 metro di spessore di ghiaccio, e magari piccoli contrattempi e crediamo che sia tutto finito e questo ci demotiva, ci fa crollare la capacità di sperare. E ci sono persone che lottano fino a raggiungere il successo in situazioni che in realtà per definizione all'inizio quanti avrebbero scommesso che questi tornavano vivi a casa? Li davano tutti per morti. È molto, molto interessante, ci porta a un tema questo che è quello della, come dire, della preparazione e della capacità di saper reintegrare le nozioni apprese, reinventarle e riposizionarle su uno scenario diverso da quello che era dato, perché poi è anche questa, no? La paura, cercare di ricomporre i dati, altro elemento che penso sarà molto, molto utile considerare in esperienza comune, cioè la capacità, come dire, di non limitare la propria capacità di immaginario e quindi di saper leggere le cose quanto più vicino alla realtà delle cose, non solo per quello che ci raccontano. Usare, come dicono dalle nostre parti, Christian, la peruca, no? Dora la peruca, ci dicono sin da bambini. Ecco, e nel caso di un'esperienza come quella del comandante sul suo aereo a velocità incredibili, grande conoscenza della tecnica, no? Lì la paura si ammazza innanzitutto perché ci si fida di un mezzo, no? In fondo, che per quanto costi, e non parliamo di F-35, oggi siamo salvi. Grazie. Ecco, per quanto costi un aeroplano, il costo più alto è certamente il pilota, non si discute, no? Perché quello difficilmente si sostituisce, ci vogliono anni. Però fiducia nel mezzo, fiducia nelle proprie capacità di comunicazione, altro elemento fondamentale, perché per partecipare a una rete, a un sistema, come dire, o si comunica o difficilmente, e capacità di saper leggere quello che è vero da quello che è falso. Per uno che sta, come dire, per aria, no? E che ha il sole, una posizione innaturale, no? Perché le dimensioni in un fluido come l'aria sono ben diverse da quelle per terra, eccetera. Tutto questo è possibile davvero allenarlo o comunque c'è qualcosa di fatto che è impossibile davvero prevedere, che viene già messo nel conto, soprattutto nella gestione degli uomini? Cioè, quante volte voi vi illudete di vedere qualcosa che in realtà c'è e viceversa? Sì, è interessantissima come domanda. Intanto volevo cominciare riallacciandomi a qualcosa che hai citato all'inizio, no? Il tema della fiducia, cioè mi fido del mio mezzo. Ma che cosa c'è dietro in realtà? Dietro il mio mezzo, quando io arrivo al mio aeroplano, questo aeroplano è stato preparato dal team degli uomini della manutenzione, degli uomini del supporto tecnico, del supporto operativo, quindi è stato preparato sia da un punto di vista logistico ma anche operativo, no? Affinché io poi possa espletare la mia missione. Quindi fidarmi del mezzo in realtà per me vuol dire fidarmi di chi quel mezzo lo ha preparato, di chi su quel mezzo ha messo le mani e lo ha reso efficiente ai massimi livelli. Questa cosa qui ho avuto modo proprio di toccarla con mano, voi sapete noi siamo impegnati in Afghanistan ormai da diversi anni e lì mi è capitato di comandare un gruppo volo di una 60ina di persone. E quindi avevamo 4 aeroplani e facevamo diverse sortite in supporto alle truppe a terra, no? E lì è importante non avere dubbi
che i commissari di gara preparino la pista nella maniera corretta, no? Quindi fiducia nel mezzo vuol dire fiducia nel proprio team. Per avere fiducia nel proprio team è necessario che ci sia condivisione, no? Adesso mentre Christian parlava pensavo a che cosa lui in quell'attimo che si è dilatato, no? Quando ha visto il capriolo, a che cosa pensava. Io sono sicuro che lui aveva in testa l'obiettivo. Cioè lui non stava pensando a evitare il capriolo, secondo me, ma stava pensando io devo fare il tempo, quindi questo capriolo come lo evito? A destra o a sinistra? Devo trovare la strada che mi fa arrivare al traguardo nel minor tempo possibile, no? E quindi bisogna essere votati all'obiettivo, che ovviamente è necessario condividere. Quando eravamo in Afghanistan, la prima cosa che ho fatto è stato chiamare tutti i miei uomini e gli ho spiegato il tipo di operazioni che noi facevamo lì. Gli ho fatto vedere fisicamente i nostri interventi e che cosa un nostro intervento significava. E spesso, adesso non, insomma, spesso voleva dire anche salvare diverse vite umane, sia nostre che insomma, del popolo che andavamo ad aiutare. Quindi ovviamente di fronte a una cosa del genere, a una condivisione del genere, ed ecco che mi ricollego al tema della fiducia intesa come valore, no? Quindi c'è stata una condivisione di valori forte, e torno a Christian, nonostante lui fosse votato all'obiettivo, non ha fatto ricorso, no? Perché c'è un valore, quindi un valore importante, un valore condiviso, e comunque, nonostante tutto, il capriolo entra in pista, no? Quindi nonostante io sia in volo rovescio e cerchi di fidarmi di quello che vedo, quindi in quel momento mi sembra di capire che la terra stia sopra e il cielo sotto, capita che il cervello ti dica qualcosa di diverso. Tra l'altro adesso è proprio un fenomeno, si chiama disorientamento spaziale, no? Ed è un fenomeno con il quale noi piloti litighiamo spessissimo purtroppo, e quindi è possibile che la realtà che noi percepiamo non sia la realtà vera. In queste condizioni qua noi facciamo ricorso, ancora una volta, al nostro team. Quindi io vado in volo con un altro pilota e generalmente è lui che mi tira fuori dalla situazione, dall'imprevisto. Quindi questa è la sintesi massima, ovviamente, no? Ma anche con l'ultimo dei meccanici che mi prepara l'aeroplano, ci sono degli atteggiamenti verso l'obiettivo estremamente diversi, perché se per me non pesa andare 2 mesi, 6 mesi in Afghanistan a fare un certo tipo di lavoro, questo non vuol dire che lui percepisca questa missione nello stesso modo. E qui torno invece mi riallaccio a quello che diceva Pietro, no? Il fatto che un leader sia capace di immedesimarsi nei suoi uomini, no? Quindi perda questa, non voglio, diciamo arroganza, ecco, mettiamo così. Presunzione. Io le posso dire, i piloti sono la peggior specie, sono la rovina dell'aeronautica, dico sempre, perché ci selezionano proprio così, presuntuosi e arroganti, no? Però questo non vuol dire che siamo dei buoni leader. Ecco, il buon leader deve saper spogliarsi, no? Di questa sua avidità verso l'obiettivo per capire quello che può essere un problema per anche l'ultimo dei suoi uomini, e questo problema che lui non vede perché non percepisce, se non si interessa, può voler dire che nel momento in cui sale sul suo aeroplano, l'aeroplano non sarà a posto. Può voler dire che un capriolo entra in pista. Quanto tempo passate a commentare le sensazioni che avete avuto e a spiegarvi a posteriori, a caldo, a freddo, dove non vi siete capiti? Dopo ogni volo c'è un debriefing che può durare dai 40 minuti in su, non c'è un vero e proprio tempo di riferimento. Generalmente quello che viene imparato viene poi condiviso con tutti gli altri piloti, sia del gruppo ma anche dell'altro gruppo. Vede, noi Strana siamo 2 gruppi e geograficamente siamo divisi dai 3 km di pista, eppure la mattina troviamo un momento
per fare un debriefing dei punti salienti che sono emersi durante il volo, no? In maniera tale che ci sia massima condivisione anche a livello di leadership, perché poi ciascun pilota è leader di anche solo un piccolo segmento di 2, 5, 10 persone, no? Quindi c'è massima condivisione e massima attenzione. Quanto, insisto un attimo, ma perché è un problema di immaginario, siccome l'immaginario si compone di tante cose, quanto c'è di verosimile in tutti quei film tipo Top Gun, eccetera? No, molto poco. Eh, Sì, sì. È molto cinematografico. esatto, no? Sì, sì. No, Sì, per sì. dare una sensazione in un disimpegno a loop, che sono quelle manovre repentine, eccetera, che non so neanche se senza computer possiate fare, peraltro. E, Non lo so. sono una buona 50-50, diciamo, Ma ancora. a quanti G Arriviamo andate? anche fino ai 6, 5-6 G, sì, sì. Mediamente in una manovra del genere vuol dire aumentare di 5 o 6 volte il proprio peso corporeo, quindi bisogna prepararsi In una anche frazione di in una secondo. frazione di secondo, sì, sì, c'è Voglio- un on-set velocissimo, quindi bisogna arrivare preparati. E poi effettivamente il debriefing verte anche su questo, no? eh. Quindi guarda, oggi ho tirato meno e mi è successo questo, quindi per la prossima A volta condivisione di è esperienze, fondamentale. ciascuno, e per cui... Fondamentale. ecco, a questo grazie, peraltro in nome nomen, perché Vivolo, cioè non Era esatto. scritto nella. Il- al comandante invece dei Vigili del Fuoco. Parliamo invece qui in termini di fiducia penso che proprio l'esperienza non manchi, soprattutto in termini, voi siete organizzati, eccetera, eccetera, allenati per soccorrere persone che non sono allenate e che quindi nel vostro allenamento e nella vostra figura, a prescindere, come dire, no? Devolvono loro fiducia, quindi voi siete l'incarnazione della fiducia. In questo senso i back, cioè per quanto riguarda, come dire, per esempio i briefing a posteriori degli interventi sono una consuetudine anche vostra, il panico generato in modo collettivo è pane quotidiano. Assolutamente sì. Beh, diciamo, riscontriamo la fiducia della popolazione e questo devo dire sì, è stato anche certificato da diversi sondaggi e ovviamente ci fa enorme piacere. Abbiamo il privilegio, no, di fare un mestiere, il più bel mestiere che uno possa fare, quello di portare soccorso alla popolazione e dietro ogni privilegio ovviamente c'è anche una responsabilità. Ecco, il tema della fiducia è un tema ovviamente fondamentale per il nostro lavoro, per il nostro mestiere. Dicevo prima a Treviso siamo in 320, sì, sono 320 persone che lavorano perché il camion possa partire in assoluta tranquillità, in assoluta efficienza. Quindi c'è un gruppo di lavoro, un gruppo di persone, è un lavoro di squadra, che fa in modo che appunto il camion possa uscire efficiente, completo di tutti i suoi dispositivi, di tutte le sue attrezzature, perché possa appunto portare soccorso alla popolazione. E poi c'è, no, per antonomasia, il lavoro della squadra. Sono 5 uomini all'interno del camion che arrivano sul posto, che si trovano ad affrontare scenari sì, di diverso tipo e diciamo sì, non è retorica, no? La sicurezza dell'uno dipende da quello che fa l'altro. Quello che lo protegge bagnandolo d'acqua piuttosto che quello che controlla se la trave può cadere, può venire giù. Davvero diciamo, è un lavoro di squadra cementato non solo diciamo, appunto, dal fatto di essere insieme all'interno del camion, ma poi dal fatto di diciamo, di essere organizzati in turni, quindi in una turnazione che aiuta a sviluppare questa fiducia reciproca. No? Noi abbiamo turni da 12 ore, quindi diciamo, lo stesso personale vive insieme, vive di giorno, vive di notte, perché noi abbiamo lo stesso dispositivo di soccorso di giorno e di notte, forse siamo tra le poche, no, tra le poche organizzazioni che hanno questo tipo di organizzazione, cioè
diciamo, un uguale dispositivo, una uguale capacità operativa di giorno e di notte, no? Anche l'ospedale, diciamo, diminuisce il suo personale, noi invece da un punto di vista strettamente operativo, quindi riferendosi alle squadre operative, abbiamo la stessa capacità operativa giorno e notte, quindi è personale che sostanzialmente vive insieme, tempi addietro, no? 30 anni fa facevano turni di 24 ore, pensate, no? Per gente che vive 24 ore assieme e che poi lavora insieme e si trova ad affrontare anche, diciamo, contesti nei quali appunto la sicurezza di un operatore dipende molto, dipende strettamente da quello che fa l'altro. Ecco, quindi... E il panico degli utenti invece, cioè la lettura del panico degli altri, cioè di quelli che non sono allenati, quanto aiuta / complica il vostro... No, lo complica, in tanti contesti ovviamente lo complica. Devo dire, ecco, che appunto anche qui, diciamo, l'addestramento, l'allenamento, diciamo, ci aiuta a cercare di infondere fiducia, no, in coloro che devono essere soccorsi. E anche qui, diciamo, devo dire, l'esperienza aiuta tanto. Ecco, Avete facendo molte... un esempio proprio dell'altro giorno, adesso a proposito di panico, ecco, credo che molti di voi in sala abbiano sentito, no, di quell'intervento a Valdobbiadene, di quello smoltamento Sì. che ha coinvolto purtroppo, ahimè, ha determinato il decesso di una persona. E un'altra è stata salvata da noi, dal personale dei Vigili del Fuoco, che in un contesto difficile, pericoloso anche, con, diciamo, questo scavo che purtroppo stava venendo giù, il personale nostro scavava anche con le mani, non potendo diciamo, utilizzare mezzi meccanici. Ecco, lì abbiamo dovuto gestire la persona che fortunatamente si è salvata, che era, diciamo, per metà, no, sommersa dalla terra, immaginate, diciamo, lo scenario, per metà di fuori, eppure, ecco, diciamo, opportunamente soccorsa, con ossigeno, no, il personale che operava e siamo riusciti anche a gestire, diciamo, il panico, no, di questa persona. In genere il panico degli altri non ci aiuta, ma noi dobbiamo fare in modo, no, diciamo, dobbiamo cercare di infondere fiducia. Devo dire che poi, diciamo, quando uno è in difficoltà, vede la divisa di un vigile del fuoco, ecco, generalmente, diciamo, un po' di speranza ce l'ha. Ecco. Quante chiamate a vuoto avete in media? Cioè, esiste una percentuale? No, guardi, io le posso dire, il rientra nel modello... il comando di Treviso fa 7.000 interventi l'anno. 7.000 interventi l'anno, quindi, diciamo... A vuoto? Sì. A vuoto, diciamo, può capitare un 5%, ma per carità, voglio dire, ma noi questo lo diciamo spesso. Se c'è a vuoto significa che ci chiamano, la partenza, appunto, la squadra parte e durante il tragitto sì, siamo richiamati per dire: guardate che abbiamo risolto, non c'è più necessità. In diversi casi andiamo comunque, magari per vedere se effettivamente c'è una situazione che potrebbe successivamente degenerare, magari un fuoco, un incendio non spento adeguatamente, che potrebbe riprendere poi nel tempo. 7.000 interventi a Treviso, 700.000 in tutta Italia, insomma è un lavoro, sì, diciamo, impegnativo, ecco, sicuramente impegnativo. I temi sono molto simili a quelli del comandante, anche noi, diciamo, cerchiamo di imparare dalle esperienze, anche noi facciamo il debriefing in tutte quelle occasioni, diciamo, per cui l'intervento merita di essere, no, analizzato, perché l'esperienza di una squadra possa essere poi trasmessa a tutto il resto del personale. Ecco, questo, devo dire, non è semplice, perché è complicato dal fatto di avere turni diversi, di avere sedi diverse, perché siamo, diciamo, distribuiti sul territorio. Questo, diciamo, da un lato è una complicazione, dall'altro facilita il nostro lavoro, perché il nostro è un lavoro di prossimità, cioè devi essere prossimo, vicino all'intervento. Chiudo con una battuta.
Cristian, mi piacerebbe sapere qual è il punto di vista del Capriolo, cioè cosa ha pensato il Capriolo quando, quando ti ha visto arrivare come una scheggia. Un'abile operazione di marketing gestita con sapienza, no, ci mancherebbe. Beh, insomma, voglio dire, io penso, per quanto attiene, come dire, la curiosità ma anche l'omogeneità con l'assemblea di oggi, che i punti che possono essere utili per Cardone per tirare le analogie, ci sono anche in abbondanza. Mi preme ricordare personalmente, perché in linea di massima, anche perché le vicende, come dire, economiche e sociali dell'ultimo periodo, insomma, certo non hanno aiutato una coesione e tendono a isolare, e purtroppo ben sappiamo quante disgrazie per questo motivo sono accadute, e mi auguro accadano sempre meno. Cioè, quello che mi preme ricordare è che forse emerge in tutta chiarezza dalle esperienze, dai racconti e da quanto detto, è che l'elemento peggiore da considerare è certamente quello della solitudine, in qualsiasi modo, cioè l'elemento che contraddistingue la paura è certamente un elemento che deve riportare a un'appartenenza, a un sistema, a una dinamica culturale d'insieme, cioè collettiva, perché la paura è inevitabilmente, come l'intelligenza, un fatto collettivo. Se ci si allontana da questo, che è un denominatore comune, si rischiano delle cantonate globali e certamente è impossibile raggiungere, come dire, performance obiettivi di qualsiasi tipo. Poi, in virtù del tema, e solo non capita mai, però in virtù del tema, se ci sono domande di curiosità, un paio di domande, 3 a ciascuno dei nostri ospiti, oggi lo consentirei, perché le vicende sono tali e così, devo dire, eccezionali, che mi sembra anche lecito. Per esempio, io a Trebucchi chiedo se il fatto che tu vada al Polo Nord e tua moglie al Polo Sud sia una tecnica di mantenimento del rapporto di coppia. No, sei inserito in questa dinamica, no? No, non lo so, chiedo, potrebbe essere di utilità condivisa, voglio dire. Se qualcuno ha curiosità o domande da fare, ciascuno ne ha facoltà. Serve a congelare il rapporto, così non so se ho risposto. Prego. Era senza microfono, tutti hanno sentito? Sì, perfetto. È verissimo. I primi giorni, i primi momenti in cui mi sono trovato a comandare, no? E quindi essere in effetti, faccio un'analogia, immagino, con un dirigente, un manager da solo sul palco, no? Dove tutti mi guardavano e si aspettavano delle risposte. Avevo approcciato proprio in questo modo qui, no? Quindi ho detto, io devo essere in grado di controllare ogni piccolo, no? Che è il modo più sbagliato, perché quando hai una squadra invece ti devi affidare alla squadra. Ti devi affidare alla squadra, devi essere chiaro in quello che vuoi e in come lo vuoi. Poi devi lasciare che la squadra faccia il suo lavoro, e la cosa bella di essere comandante è che poi ti prendi tutto il merito se le cose vanno bene, e se uno riesce a essere molto chiaro, ripeto, nel condividere, no? Gli obiettivi e nel percepire come tanti piccoli sensori, no? Gli umori, poi veramente mancare il successo vuol dire che è successo qualcosa di troppo grande, però è così, la squadra poi ti porterà a vincere. Altre domande? Chiedina, una domanda così curiosa, no? Lui
spaccata Kitzbühel, no? Allora, cosa nasce l'incoscienza su una gara così importante, su una pista così di prestigio e simbolo di tutto il circuito della discesa libera mondiale, fare un'opera del genere? Cioè un'opera, un'azione del genere? Ma a me un po' quello che ho detto anche prima, la velocità, il rischio, il pericolo, e cimentarmi in queste azioni per me mi dava la carica. E lì diciamo, sono anche delle piccole cose che mi fanno venire gli stimoli per cercare di migliorarmi, per andare oltre e sconfinare quelle barriere che consapevolmente e comunque con cognizione di causa riesco a superare. E lì la spaccata che mi ha dato un sacco di popolarità, oltre al Capriolo in Val Gardena, questo salto che ho fatto nella discesa libera di Kitzbühel, è stata una sfida personale con mio cugino, perché mio cugino mi ha messo alla prova e mi ha detto non sei neanche a buon neanche a uomo, sostanzialmente mi ha detto, no? E queste qua sono, siccome per me le sfide erano era il mio motivo di vita, mi stimolava di più la scommessa con mio cugino che la vittoria della competizione, della gara stessa. E lì è nato tutto da questa scommessa che ho fatto all'arrivo della ricognizione della pista, quella mattina lì, è nato tutta la mattina, perché a bassa velocità ho fatto un salto aprendo le gambe, come tanti bambini fanno, magari imparando a sciare. Ai bambini piace tutto sciare, questo è stato anche per me quando ero piccolo, mi piacevano i salti. E lì mio cugino, che era nel pubblico, che stava accingendo a venire a vedere la gara, mi ha visto, avendo anche una giacca rossa e sapendo che io ero uno sempre dei primi a arrivare giù all'arrivo nell'ora che abbiamo a disposizione per ispezionare la pista. Mi ha chiamato a lui e mi ha detto devi sempre fare le tue bravate, cose. Non sapevo neanche a cosa si riferisse io, perché per me era normale amministrazione. E anche questo, insomma, bisogna pensare anche a questo, il fatto che, perché tutti mi hanno considerato sempre un pazzo, però questo era il mio un matto. Queste erano le cose che io amavo fare, tutte le cose rischiose, e ne facevo tante, quindi ero anche consapevole di quello che andavo a fare. Lui quando mi ha detto hai fatto la spaccata, no? Ah, ti riferivi al salto finale, si è coperto le gambe, fa sì sì. E lì mi è venuto istintivo di dire guarda che non è che ci vuole tanto, lo faccio anche in gara se vuoi, no? Chiacchierone, no? E lì è nata la sfida per me. E questo, e poi dopo chiaramente sbagliare lì vuol forse anche dire ammazzarsi. Però a me, siccome sono consapevole di quello che faccio, è paradossale perché io ho sempre fatto un mestiere molto pericoloso, che tutti mi considerano un pazzo, però alla fine in tutta la mia carriera, in 18 anni, io sono quello nella storia della discesa libera che ha fatto sì, in 18 anni di gare, ho fatto più gare in assoluto di tutti quanti i sciatori da quando esiste la Coppa del Mondo, il circuito della Coppa del Mondo, quello che ha fatto più gare in assoluto, e penso di non aver ho perso veramente pochissime gare per infortuni, per cadute, quindi questo io penso che voglia dire che io sapevo, anche se ero un pazzo, io ero preparato, mi allenavo, mi piaceva il rischio, sapevo quello che facevo. Paradossale, mi sono invece fatto male in tante altre cose dove pensavo di essere forte, volevo azzardare e poi invece pensando di essere un fenomeno, facendo altre cose, altri sport o altre discipline, quali macchina, moto o bicicletta, e mi sono fatto male più in questi altri sport dove non ero preparato che in quello che ho sempre fatto. Chiaro, certo. Questo è... Se non ci fossero i cugini, è vero. Altre domande per caso? Bene, allora diamo la parola al direttore Cardone per la sintesi. Grazie a tutti. Ma intanto anch'io ringrazio tutti i partecipanti. Un tema sicuramente originale, come convegno di management, insomma. Però devo dire che qualche riflessione l'avevo fatta naturalmente un po' venendo qui per conto mio, poi ascoltando anche prima nel briefing e adesso gli interventi, devo dire che questo è uno di quei temi che più
lo approfondisci, più ci entri dentro e più ti appassiona, più riesci a capire quali possono essere davvero le possibilità che un sentimento, insomma un'emozione così descritta, che evoca normalmente una fase negativa, cioè una preoccupazione, una paura, possa invece ingenerarsi, trasformarsi in qualcosa di positivo, un po' come le belle canzoni che le ascolti, più le ascolti più ti piacciono. Mi spiace che io non vi posso raccontare una mia esperienza personale che possa avere la stessa efficacia, perché sì, potrei, che ne so, raccontarvi degli incontri che stiamo facendo, visto che sono di attualità con la delegazione di Confindustria, piuttosto che con qualche ministro di questa Repubblica, ma non penso che susciti questo tipo di, diciamo così, di effetti. Parliamo di paura. E quindi leggere la paura, come dice il titolo, come strumento verso l'eccellenza, credo che sia veramente un profilo interessante. Come si diceva, io ho raccolto un po' di spunti che vorrei, visto che tocca a me un po' fare le conclusioni, tentare di riepilogare secondo insomma, un ragionamento un po' sistematico, e poi credo che qualche parallelismo con quello che facciamo, con quello che fanno i nostri colleghi nelle aziende, sia doveroso. Quindi si diceva che la paura è un'emozione antica, si citava la Divina Commedia, c'è qualche riferimento anche nei testi biblici, quindi è un'emozione antica come lo è la gioia. L'uomo è credo l'uomo, la donna naturalmente è una creatura che trascorre secondo me la sua esistenza avendo sempre la paura al suo fianco, in ogni situazione. Abbiamo ascoltato degli esempi, diciamo, in cui anche per la estremità, no, delle attività che vengono svolte viene fuori in maniera più chiara, però anche nelle attività quotidiane, nel nostro modo di fare quotidiano, noi abbiamo sempre a fianco questo tipo di sentimento, questo tipo di stato emotivo, che può essere più o meno palese, più o meno latente, ma non ci abbandona mai. Basta, che ne so, immaginare quando, che ne so, se uno ha un figlio, il figlio esce la sera, no, non lo vede tornare, è uno stato d'animo che in qualche modo si plasma nel nostro quotidiano. Si diceva, la paura è un'emozione intensa che deriva innanzitutto dalla percezione di uno stato di pericolo, che può essere reale o supposto, perché uno lo può vedere come lo vedeva Ghedina col caprioli, oppure se lo immagina nel momento in cui sta facendo un'operazione. È una reazione che quindi ha molto a che fare con l'istinto, quindi è molto condizionata dall'istinto, perché c'è diciamo, la necessità in qualche modo di difendere da un possibile pericolo la propria incolumità. Questo è un primo tipo di reazione. E quindi abbiamo il nostro organismo, il nostro fisico che reagisce, no? Le pulsazioni cominciano ad aumentare, c'è uno stato d'animo che evidentemente rischia di farci perdere un po' di lucidità nel momento in cui l'affrontiamo. Ma io credo che la paura è un sentimento ancora più complesso, quindi che non è soltanto diciamo, la difesa istintiva rispetto a un pericolo, ma può essere anche il freno di fronte a un ostacolo, che può essere vero o immaginario nella nostra mente. Nel primo caso la paura ci salva, diceva prima il collega, io temo quando ho a che fare con chi non ha paura, perché si rischia di dare spazio eccessivo all'incoscienza, no? Che poi mette in pericolo non solo se stessi ma anche gli altri. Nel secondo caso però, nel caso appunto dell'ostacolo vero immaginario, può bloccarci, può in qualche modo imprigionarci in certi schemi e non ci fa andare avanti. La paura verso ciò che non conosciamo, questo sicuramente è vero, ma o di cui se la conosciamo non ne conosciamo gli effetti. La paura verso ciò che conosciamo ma di cui, e questo si è detto, non abbiamo il controllo. Questo è un altro concetto che è emerso chiaramente nel dibattito. Paura che può essere una spinta all'autoconservazione, che è un aspetto negativo della paura. Paura come sentimento, diciamo come insicurezza di sé e delle proprie azioni, delle proprie e di quelle con cui collaboriamo quotidianamente. Paura generata e rafforzata anche dall'ignoranza, dalla non conoscenza, dall'impreparazione.
Quindi tutti i concetti su cui io mi trovo insomma, perfettamente rispetto a quello che era un po' il mio pensiero. È chiaro che se noi ci lasciamo travolgere dalla paura, questo naturalmente ci devia rispetto agli obiettivi. Gli obiettivi che quindi ci poniamo avanti, e se noi ci mettiamo in mezzo alla paura è chiaro che comincia ad aumentare la distanza. E allora che dobbiamo fare? Affrontarla a viso aperto, penso che sia qui abbiamo avuto delle dimostrazioni molto eloquenti, trovando il coraggio di andare avanti, quindi affrontandola in modo specchiato direi, no? Può essere certamente un modo di fare, un atteggiamento che ci aiuta non solo a risolvere le situazioni magari legate alla vita quotidiana con obiettivi molto più semplici, ma io dico soprattutto rispetto a quelle che possono essere degli obiettivi molto più complessi che richiedono quindi una fase ancora più, diciamo così, più rilevante. Nella vita dell'essere umano noi affrontiamo la paura o quantomeno la individuiamo in maniera molto più chiara, ad esempio in alcuni passaggi naturali della vita, quando si affronta l'adolescenza, quando si affrontano stati particolari come per una donna la gravidanza, come l'inizio di una nuova attività, se parliamo di un'azienda, un trasferimento, lo viviamo con angoscia, la vecchiaia è un fattore che certamente ci preoccupa. Allora che ci aiuta? E qui vengo a qualche tipo di conclusione che sentivo prima e che poi può essere trasportata nell'attività che facciamo ogni giorno. Ci aiuta certamente l'istinto, perché l'istinto è una cosa fondamentale, cioè è una dote innata che magari non è uguale in tutti i casi, ma certamente è una componente importante. Però ci vuole una forza di volontà importante, cioè che accompagna questo tipo di istinto, ma anche una forte spinta motivazionale. Io credo che la motivazione, che è un concetto che non è stato secondo me sufficientemente declinato. La motivazione è un altro aspetto importante che aiuta perché ci fa essere più forti nell'affrontare certi tipi di situazioni. Paradossalmente tendiamo a considerare la paura come qualcosa di oscuro, che rischia di farci cadere nella negatività, quindi che dà una maggiore valenza a questo aspetto, perché trascuriamo gli effetti positivi, di cui si diceva prima che da questa ne derivano. Io immaginavo un mondo in cui non ci fosse la paura, no? Mi sono chiesto, ma che succede se avessimo un mondo senza paura? Forse inizialmente saremmo tutti quanti contenti, perché non avremmo quel tipo di stato. Però probabilmente con la paura, con questi momenti, sono questi momenti che ci fanno forse apprezzare meglio il bello della vita. È chiaro che non dobbiamo esagerare, perché altrimenti andiamo oltre il concetto. Però credo che proprio là è nella situazione di maggiore preoccupazione, di maggiore difficoltà, di maggiore come dire, attenzione rispetto al quotidiano, al vivere quotidiano, in cui forse riusciamo a dare il meglio di se stessi. Quindi reagire è certamente la ricetta che mi è sembrato di capire rispetto alle cose che ho sentito, guardando la paura non solo come un nemico da combattere, ma ricercando le strategie più adatte. E quindi mi sto avvicinando un po' a quelli che sono i concetti che sono a noi propri, strategie più adatte per utilizzare la paura a nostro favore, no? Che è un po' quello che cerchiamo di fare quotidianamente nelle aziende, cioè studiare il contesto, guardare quali sono gli elementi che in qualche modo vanno a nostro favore e cercare di metterle, diciamo così, a vantaggio delle nostre strategie. La fiducia credo che sia l'elemento fondamentale, quindi la fiducia in se stessi, la fiducia negli altri, la fiducia in quello che sappiamo fare, in quello che sappiamo trasmettere. Ma come dicevo, la motivazione personale, la personalità, un atteggiamento positivo verso la vita, credo che siano gli alleati più validi rispetto a questo tipo di situazione e mi pare che siano stati espressi con molta forza. Perché è da questi concetti che noi riusciamo a trasformare questi punti deboli in punti di forza. Questo dovrebbe essere un po'
il passaggio che, da quello che capisco, i colleghi vivono quotidianamente. E dice allora ai manager, allora mi veniva da fare questo tipo di considerazione mentre ascoltavo. Allora, performa mentis, per tipo di professione che siamo chiamati quotidianamente a svolgere, dovremmo essere dei soggetti privilegiati rispetto al tema della paura. Perché? Perché gli alleati di cui dicevo prima per vincere la paura sono quelli che dovremmo utilizzare quotidianamente nella nostra attività, un po' il nostro pane quotidiano. Però mi è piaciuto molto un concetto che diceva il nostro moderatore prima, cioè la paura collettiva. Quando si è soli, l'individualismo certamente rende questa condizione ancora più critica. Ecco, noi abbiamo come categoria un punto debole che sta proprio qua, cioè questa è una categoria fatta prevalentemente da individualisti e che noi cerchiamo come organizzazione di cercare di renderla una categoria, ci impegniamo sul territorio, lo sa bene il Presidente Boscariol quanto è difficile poi trasmettere a soggetti e colleghi che vivono quotidianamente le sfide, spesso sul piano individualistico, quindi hanno questo, fatemi dire, approccio mentale, no? A fargli capire quanto invece lo stare insieme aiuta sotto tanti punti di vista, ma certamente questo è un aspetto che mi piaceva sottolineare. Qual è oggi, credo, la paura diciamo, maggiore per un manager? È la paura del futuro, quello che si diceva prima. Cioè, fino a un po' di anni fa uno cercava di vedere un po' avanti e un certo orizzonte in qualche modo lo identificava. Ormai da alcuni anni, veramente qui andiamo avanti con, diciamo così, orizzonti temporali che danno una certa tranquillità, per quanto si possa usare questa parola, che sono molto brevi. Ci sono aziende che hanno, diciamo, ordini che traguardano a 6 mesi, quindi come si fa a come dire, organizzare un sistema produttivo, no? Come può essere un'azienda complessa, avendo un orizzonte temporale e un'incertezza così ampia. Quindi questo è certamente l'elemento che in questo momento credo che preoccupi di più un manager. E come lo affronta un manager questo tipo di situazione? Con quello che si diceva, i concetti sono quelli che ho sentito prima e che credo si plasmino certamente bene per un manager. Il manager deve sapere innanzitutto leggere avanti, no? Avere una visione è fondamentale in tutti i mestieri, cioè cercare di capire, cercare di leggere quello che è davanti a me, cercare di interpretare i segnali deboli che ci sono intorno a noi, perché se noi sbagliamo strategia determiniamo il successo o l'insuccesso di un'attività produttiva. Quindi abbiamo una grande responsabilità verso coloro con cui collaboriamo, ai quali dobbiamo dare serenità, perché questo è un altro compito del manager importante, quello di trasmettere all'interno dell'azienda serenità, perché se diventa isterico lui, immaginiamo quali possono essere poi le ricadute sugli altri, ma deve in qualche modo anche far capire quanto sia importante il ruolo degli altri rispetto al contesto complessivo. Oggi i concetti che vanno per la maggiore, ma che sono, diciamo così, certificati sul campo, è che da soli si fa poco. Cioè bisogna avere una squadra motivata, una squadra che sia allineata agli obiettivi, che abbia chiarezza degli obiettivi, dove ognuno deve dare e può dare diciamo il suo contributo. Tra i blocchi decisionali di un manager, che io almeno ho individuato, quali possono essere, al di là di questa paura, diciamo così, del futuro? Quello di sbagliare, di non riuscire rispetto all'obiettivo che ci si è posti, di non rispettare i tempi, il tema della priorità, il tema di avere degli obiettivi misurabili e raggiungibili, quindi la chiarezza degli obiettivi. È diventato tutto molto più complicato, perché oggi obiettivamente rispetto a un sistema dinamico e così veloce al cambiamento bisogna avere chiarezza di idee, bisogna avere chiarezza di obiettivi, ma bisogna avere anche, questo credo che sia un elemento
che vorrei sottolineare è, come dire, una capacità di leadership che sia però in qualche modo orientata a degli obiettivi non rigidi ma flessibili, perché bisogna avere la capacità di rimodulare quello che si sta facendo in funzione di quella che è l'evoluzione quasi quotidiana di ciò che avviene, e soprattutto, credo che questo sia un elemento importante, la capacità di adattarsi ai cambiamenti. Questo che credo sia, diciamo, se dovessi dare io qualche tipo di suggerimento come superare, come vincere queste situazioni, diciamo, o come diciamo, ridurre queste situazioni un po' di preoccupazione, di paura, credo che queste possano essere le ricette che mi sentirei di suggerire. Ma abbiamo anche un altro tipo di paura che si è sviluppato soprattutto, si è accentuato soprattutto in questi ultimi tempi per un manager, quello di perdere il posto di lavoro. Questa è una paura che molti anni fa era molto contenuta, oggi è diventata un elemento che caratterizza una buona parte della nostra categoria. E qui, devo dire la verità, come manager siamo meno pronti, siamo più vulnerabili e forse anche più degli altri. Questo è un po' un paradosso, cioè quello che in qualche modo nell'azienda riusciamo a gestire, a controllare secondo quelle che sono le nostre capacità e le nostre skill, e cioè nel momento in cui usciamo da quel contesto aziendale io vedo in molti nostri colleghi la paura di sentirsi soli, di non sapere come affrontare il domani. C'è stata una recente indagine condotta sul tema stress di lavoro, in cui risulterebbe che a soffrire di questa patologia, perché tale è, sarebbero più o meno 9 milioni di italiani, 9 milioni, il 41% del totale dei nostri lavoratori, rispetto a un 22% della media UE, quindi stiamo parlando di cifre molto significative. E i manager italiani ne rappresenterebbero un terzo. Questo evidentemente è la conseguenza di anni in cui questa è una categoria che ha pagato a caro prezzo la crisi, dove si è ridotta in termini complessivi, è quella che in termini relativi ha pagato di più, dove c'è un turnover spaventoso. Ormai da anni abbiamo dirigenti che escono dalle aziende e sono diverse migliaia, stiamo parlando di 5, 6, 7 mila casi all'anno, di cui una metà riesce a ricollocarsi in tempi abbastanza rapidi, ma l'altra metà fa tanta fatica. E allora qui il rischio maggiore qual è? È quello di cadere nella sindrome della mancanza di prospettive, che in qualche modo è un insieme complesso, insomma, di sintomi, segni, che in qualche modo ci tendono a cronicizzare il nostro modo di fare e a farci sentire, diciamo così, molto deboli. E questo è l'errore peggiore che si può fare, quello di stare seduti, di aspettare che qualcuno ti risolva il tuo problema, aspettare che in qualche modo la soluzione venga dall'esterno. Ecco, le risorse che occorrono invece sono dentro di noi e sono quelle che abbiamo detto prima, la motivazione, la fiducia, l'autostima. È chiaro che bisogna lavorare su se stessi, bisogna avere un atteggiamento proattivo in questi casi, che non è sempre riscontrabile. Bisogna saper cavalcare l'onda del cambiamento, la capacità di reinventarsi. Questi sono concetti abbastanza nuovi per la nostra categoria, che hanno, diciamo così, una genesi solo di qualche anno rispetto al passato. Sto parlando naturalmente in termini complessivi. Quindi rinnovarsi, sapersi adattare alle nuove circostanze, acquisire nuove competenze, mettersi in gioco, questo è un po' l'elemento, quindi avere umiltà di dire quello che so è già superato, devo in qualche modo imparare di più. Questo credo che sia il carburante migliore per vincere la paura e appunto avere la possibilità di rimettersi in gioco. Noi questo problema lo abbiamo colto da tempo, abbiamo cercato attraverso gli strumenti contrattuali, ma anche, diciamo, quelli che riusciamo a fare da soli, a cercare di mettere il dirigente che si trova in questa situazione di debolezza, aiutarlo quindi a superare questa
questa situazione, ma credo che la ricetta poi, la soluzione sia nel momento in cui è lui stesso che acquisisce la consapevolezza che deve forse interpretare questo ruolo del dirigente in un modo diverso, in un modo innovativo, mi viene da dire un po' meno dipendente, un po' più professionista, un po' più imprenditore di se stesso, e quindi in questo modo, dicendo, acquisente anche quella forma mentis che in qualche modo lo rende un soggetto che è su un mercato che è sempre più competitivo, su un mercato globalizzato in cui evidentemente bisogna accettare la sfida, diciamo così, della competizione. Ecco, credo che questa sia la conclusione di questo mio breve intervento, e vorrei dire che noi come Federmanager su questo tema ci siamo. Grazie. Bene, allora ringrazio ovviamente il direttore, ringrazio tutti i nostri ospiti e posso dire solo che ricordo che più si è generosi, meno si ha paura, e quindi voi certamente siete uomini generosi. Io è qualcosa che si riscontra anche da un punto di vista chimico. La generosità è direttamente proporzionale e quindi riduce la sensazione da paura. Più si regala e meno si soffre. Forse può essere molto utile. Buona giornata e buon weekend.